Batacherres prus tempus pro approvare s'assentu desa rete ospedaliera. Custa volta este su partiu de maggioranza su PD chi transiti a capidannes approvazione chi s'aggiunta che fa che esprima de mesagustu. In sintesi ana chircare de abbrandare e isorbere esas criticas arribada de esos partios alleaos prima tottus ma perida e anci da esos sindicos. Sa decisione l'ana piccada eris in sintesi desa direzione regionale de su PD fatta in Aristanisi. Esti stava verguao che lo è possibile attancare impresse pro totus os problemas chi sunessios a campo custu zero ananau i sinteri des assemblea non si podete tancare in istiu atesse costituì un comitato des persones tres cussizeri regionales e tres separada de su partiu pro avviare un confronto sichiu che in assessore regionale a sa sanidade ma peri che in sa zudu des entes territoriales e de sanci si un ritardo de 20 dies nos permittiti de tancare arribare a su risultato ata essere su matessi de profetto umano allunare restes assessore Arru che appicao parte a sostraballoso ispricando su spunto fondamentale desa riforma. Come osata de per ufficializzare tutto in un addobbio de maggioranza ma sa linea de su PD pare tesa menzusu finza che in questa maniera non va pericolo di andare in aula e de non arrivare a sa approvazione che son numeroso desa maggioranza su una resestichese e basta che si ritira in una paia dei cussizeri per perere una crisi che questa volta consideraus importo desa questione che dia poter fa che raccabare sa legislatura prima dess'ora. In sos primos 6 mesi de su 2017, sos prezzi de su mercato residenziale in Sardegna sono minimaus de 1,4%. Este su chi risulta da esordatos elaborados da osservatorio supra su mercato de su mattone in Sardegna. S'andamento de su mercato immobiliare residenziale in Sardegna, secondo s'analisi, este a pacapacu stabilizzando che in sos ultimos 3 mesi sa minimata de sos prezzi esti stata de su 0,2%. Insisula su prezzo medio a metro quadro in su 2017 este de 1.941 euro su metro quadro, de pacu prusartu desa media nazionale, ma este de su 21% in prusu rispetto a sa media de su sud de Italia. Sa città de Sarda pruscara es Castello, dove per comprare una domo pedini 2.150 euro a metro quadro, cussa prurbarata este Nugoro che 1.314 euro a metro quadro, Nugoro che sta andando su contrario rispetto a s'andamento regionale che invece esiste in crescita de su 4,3%. In tresar città des plus caras a besta Aristani si uve però si deve registrare una minimada de sos prezzi de su 15,8% in sos ultimos 3 mesi. In Tattari sa creschi desti stata de 1,3%, unico capoluogo che si inzat un aumento in sos ultimos 3 mesi. Su presidente della giunta regionale Francesco Pigliaro ha firmato decreto che nomina chi è a tappicare su posto de Massimo Deiana come assessore de sos trasportos. Este Carlo Careddu Abocao, vice sindaco de Terranova in sa legislatura passata, chi intrata in giunta in quota PD. Questa estesa eter giunta Spigliaro, chi è diversa in tottu o belle tottu de cussa che atta principiosa legislatura, rappresentata come pezzi des assessori a sa sanità de Arru, a Industria Maria Grazia Piras, a Sosente Locale Cristiano Enrive e a S'Ambiente Donatella Spano. Franco Atero mudamento so chi sono sempre possibile scusta giunta di adde per arrivare a sa cabu desa legislatura. Come assessore Nobu Careddu si deve poner diretta traballare e de cosa de coarde iscoriare da medasa deve tancare sa partia desa continuità aerea principale mescamente prosastratta sa chi pertoccano a Castello canemos a presentare offerta a posti di su ritiro di all'Italia deve impostare sa continuità territoriale aerea preso si scalo secondario e sa partia vinza sa desa scompagnia a prezzo basso senza si dimenticare desa convenzione nova che in sa Tirrenia in prusu deve passare per a sa mobilità interna. Tutto problema chi in custos annos hanno all'utu polemicas e hanno caglionausas protestas desos sardos chi sono gerrande da esempere chi in trasporto ormezzanos e anticurioso.
Su giro di affari e desabusivismo commerciale in provincia di Nuoro este de 460 milioni di euro. Est una pelea che va che danno a tutto su compartus. A questione l'hanno esaminata in sintesi di un addobbio in prefettura, pediu da esa Confcommercio di Nuoro, presente su prefetto Carolina Bellantoni, sur dirigente desar forza de polizia, Agostino Cicalò, presidente, Nadia Secchi e Roberto Melir, vicepresidente, e Gianluca De Riu, direttore desa Confcommercio Nuoro e Ozzastra. Sur dirigente desa socio hanno presentato un documento che esamina tas abusivismo, ove si va vedata de mesi 1 miliardo di euro de fatturau e che es creschio puru in questo anno de crisi. Prosas azienda regulares sordannos sono duos su ta linea tas Confcommercio. Deppene spendere un po' di dinare per rispettare regular, mentre se ateros sin da futtini e deppen pacare in costasi sorsa concorrenza traitora desos abusivos. In sintesi desa addobi hanno deciso che in capitan esata firmare un protocollo de intesa prova che nascire una mesa permanente coordinata dai su prefetto, ube hanno sedere sos associor de categoria, sos associor de consumidores, sa Camera de Commercio, sos sindicos, sa ASL, sar forzar desordine. In prusu, sa tafacere una campagna di informazione per sos consumidores e sorzovano ormescamente in sasi scolas pro isplicare su danno che si va che te cannu si comporata merce frassa. Un mondo nuovo, esteso film diretto da Alberto Negrin che conta la vita di Altiero Spinelli, uno dei fondatori dell'Europa Unia, che è stato proiettato in Nuoro in suo consorzio universitario in ambito della rassegna Europe Summer Movie, una rassegna cinematografica promuovita dal centro Europe Direct del comune di Nuoro in occasione del 60 anni della firma del Trattato di Roma che hanno fatto una schieresa comunidades europeas. Sa proiezione vi parte del suo programma desi scola d'estiu il futuro dei diritti umani in Europa che parisi a fondamenti del diritto contrattuale europeo su facende su consorzio universitario. Sa rassegna l'ha presentata Salvatore Boedu, che è su responsabile dell'ufficio Europe Direct de Nuoro, e fi presente Pier Virgilio D'Astoli, che è stato assistente parlamentare de Altiero Spinelli e come este presidente del movimento europeo. Un mondo nuovo contata de Altiero Spinelli e de sospizinor de ventottene uve viti confinao un gruppo di antifascistas il Lampadas del 1941 Spinelli che in suo contributo de Ernesto Rossi e Eugenio Colorni ha scritto su manifesto per un'Europa libera e unita che è su documento fondamentale del federalismo europeo, una mirada politica profetica cussa de Spinelli che in custardiese è standao a dae desa guerra che viti a gutti perande sul continente europeo prosestare un venidore de pace e de populos concordes.